La nostra sanità è in ginocchio e per migliorarla bisogna valorizzare quelle che sono le prestazioni, la professionalità di chi opera nei nostri ospedali. A fronte di queste risorse immani che continuamente vengono immesse nel servizio sanitario, purtroppo abbiamo un servizio sanitario ancora inefficace e decadente per i nostri cittadini. La parola, ripeto, inefficiente, mi sembra insomma che sia veramente fuori luogo. Ma la consigliera Buna tradisce quelle che sono le dichiarazioni della stessa forza politica a cui appartiene, perché era di gennaio il documento proprio prodotto dalla Lega del Friuli Venezia Giulia in cui venivano rappresentate tutte quelle criticità che ho evidenziato, tra cui liste d'attesa lunghe, ospedali periferici depotenziati, personale sotto stress per il sovraccarico di lavoro, una fuga del personale dal pubblico al privato proprio perché le condizioni in cui si trovano a lavorare, che io non finirò mai di dire, sono piuttosto eroiche. Queste parole tradiscono quello che è stato scritto in quel documento e quindi quello che diciamo finalmente è stato ammesso anche da questa maggioranza che ha sfiduciato l'assessore Riccardi e su cui si sono dovuti trovare per trovare una quadra per l'ennesima volta. Diciamo un documento che io non ho avuto il piacere o il dispiacere di leggere, quindi sì, è chiaro, è stato fatto un documento che nessuno dei consiglieri regionali ha avuto modo di leggere, lo avete letto più voi come maggioranza e pertanto per noi vale la linea che abbiamo intrapreso a gennaio 2025 e che vede l'approvazione della rete regionale oncologica. Fanno specie le dichiarazioni della collega Buna perché è come dire che la Lega che è in consiglio regionale è svincolata dalla Lega che è sul territorio, perché ha appena dichiarato che quel documento i consiglieri in presenti in consiglio non ne avessero contezza.